L'inflazione da una parte, l'aumento delle bollette e dell'energia dall'altra stanno mettendo in crisi famiglie e imprese. Mai dal dopoguerra a oggi c'era stata una crisi così difficile e dei tempi così bui e bisogna che in questi momenti intervenga lo Stato, cioè lo Stato non deve consentire che ci sia una parte del paese che muoia senza fare di tutto per cercare di salvarla. Noi dobbiamo riscoprire un termine che non usiamo più, che è quello di comunità. Si esce solo tutti insieme, con quelli più forti che si caricano un po' più di peso sulle spalle per toglierlo a quelli più deboli. Con la tappa mestrina si è concluso il tour veneto del fondatore di Fratelli d'Italia, Guido Crosetto, che è andato in missione tra gli industriali. Per mettere in sicurezza il sistema, ha detto, bisogna agire sull'aspetto economico, sociale e delle famiglie in primis. Ma come? L'unico modo è che un intervento dello Stato che vada a anestetizzare l'aumento delle bollette, come hanno fatto in Francia. Si fissa un tetto massimo e il resto lo mette lo Stato. Le risorse si possono trovare utilizzando quelle che non abbiamo speso dei fondi comuni europei. Noi dovremmo restituire più di 20 miliardi all'Europa di soldi non spesi, bisogna andare in Europa, dovrebbe farlo ancora il governo Draghi, finché è in carica, a chiedere che quei soldi rimangano in Italia e vadano in qualche modo ad intervenire su un caro bollette che la società e le aziende italiane non possono sopportare. E al segretario leghista Salvini, che a San Martino di Lupari aveva detto che l'autonomia è una priorità, il responsabile veneto di Fratelli d'Italia risponde così. Sarebbe da dire che solo nel governo Draghi i ministri della Lega hanno partecipato a 93 consigli dei ministri e quindi se proprio era una priorità l'avrebbero portata a casa o sarebbero riusciti a portarla a casa nel governo precedente. Oggi c'è una priorità che è quella della crisi, i veneti lo sanno benissimo che noi lavoreremo per l'autonomia e per il presidenzialismo assieme, perché solo un'autonomia può avere un supporto forte da uno Stato forte e quindi che poi lascia ai territori gestire meglio le cose che i territori sanno fare, però adesso la priorità assoluta è la crisi, sono le imprese, sono le bollette e quello sarà oggetto del primo Consiglio dei Ministri del governo di centrodestra.